Venezia sarà la prima città in Italia ad applicare il Daspo urbano, esteso a tutto il territorio comunale. Il sindaco Luigi Brugnaro ha rinnovato la promessa di fronte ai poliziotti del SIULP, assicurando che gli uffici di Cafarsetti hanno ormai terminato di stilare il regolamento necessario per applicare il provvedimento. Attualmente il divieto di tornare in un luogo può essere applicato a singoli edifici, zone o quartieri, ma non a un'intera città. Venezia farà eccezione grazie alla deroga ottenuta dal Ministero degli Interni. Bisogna avere fiducia e in qualche modo anche dare una mano a tutti gli uomini che sono per strada tutti i giorni, perché veramente anche con le norme che abbiamo tante volte si sentono proprio anche un po' umiliati, un po' offesi. Dobbiamo lavorare per cambiare le norme, ripeto, senza chiedere chissà che cosa, ma con puntigliosità e meticolosità su tante piccole cose che però diventano importanti se fatte in un sistema. La sicurezza, sostiene Brugnaro, va di pari passo con la certezza della pena. Se un poliziotto arresta un borseggiatore non è possibile che il giorno dopo quest'ultimo sia di nuovo in attività nello stesso posto di prima. Noi faremo in modo di allontanare questa gente dalla città una volta per tutte. Bisogna farlo insieme ai magistrati, insieme alla politica nazionale, e questa collaborazione secondo me di rispetto reciproco secondo me porteremo a casa risultati. Ecco perché Venezia deve restare una grande città, perché Venezia può essere proprio strumento di miglioramento del paese.